Lotta ai rischi derivanti dall'intelligenza artificiale con la manipolazione delle informazioni, pieno sostegno a Kiev e al popolo ucraino, lotta alla droga con il dilagare del fentanyl tra i temi trattati nella seconda e ultima giornata del G7 Giustizia a Venezia, presieduto dal nostro guardasigilli Carlo Nordio. È il rischio della manipolazione, perché l'intelligenza artificiale può creare una realtà che non è più nemmeno una realtà virtuale, è una realtà vera. E quindi proprio perché ci troviamo di fronte a un mondo nuovo, noi dobbiamo essere estremamente cauti per valutare quelli che sono i rischi in questi settori. Quindi il fentanyl, farmaco molto più potente della morfina, è definito la droga degli zombie, i cui costi di spaccio sono decisamente maggiori, sostanza per questo definita dal ministro Nordio perniciosa e letale. È sufficiente una dose minima di questa sostanza per uccidere una persona o per produrre dei danni cerebrali e fisici irreversibili. Dal G7 Giustizia di Venezia il sostegno alle indagini sui crimini di guerra in Ucraina e l'impegno anche contro l'ipotesi di corruzione nella ricostruzione. Nella convinzione di aiutare l'Ucraina nella sua ricostruzione e anche nella lotta contro la corruzione che insidia sempre queste opere dove vi è un notevole impiego di denaro. 2 giorni di lavoro estremamente intenso, estremamente proficuo, estremamente amichevole e soprattutto conclusosi con una assoluta concordanza di visione